distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire. Va ora in onda Autodafè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Stesso con la chiave in tasca invoco libertà, ma per adesso so che questa cella resterà sprangata a triplice mandata dall'interno. Buongiorno a tutti da Giulio Cainarca. Rubo solo 30 secondi perché a seguire in questa puntata di Autodafè ci sarà una lunga intervista a un magistrato ormai in pensione, Otello Lupacchini. Qualcuno lo ricorderà per le indagini sulla banda della Magliana, è stato procuratore generale anche a Catanzaro. Ebbe una sorta di scontro più o meno diretto con Nicola Gratteri, mediato dal CSM che lo trasferì a Torino. E soprattutto però parleremo di decreti migranti, capirete perché se ne possono fare fino a 100 a questo punto, diritto europeo, diritto italiano, Costituzione, interesse nazionale. Alcuni dei temi che saranno articolati in una lunga chiacchierata, un'ora e mezza circa, un'ora va oggi, mezz'ora circa, nell'altra puntata di Autodafè di domani mattina dalle 10:30 alle 11. Perciò buon ascolto e spero che possa interessarvi questa chiacchierata con un magistrato abbastanza fuori dai soliti schemi. Buongiorno a tutti, ben trovati alla nostra rubrica Autodafè su Radio Libertà. Quest'oggi parliamo di giustizia e ne parliamo con un interlocutore che per tutta la vita si è occupato professionalmente di questa materia, un magistrato da poco in pensione, il dottor Otello Lupacchini, che innanzitutto saluto e ringrazio, poi lo presenterò più o meno brevemente prima della nostra conversazione. Grazie, dottor Lupacchini. Buonasera, saluto lei e tutti quelli che avranno la bontà di ascoltarci, soprattutto la pazienza di ascoltare. Allora, Otello Lupacchini, prendo una sua autodescrizione, dottor Lupacchini, magistrato e giusfilosofo, poi ci spiegherà brevemente cosa significa, magari nato tanti anni fa, lei scrive di se stesso, alla Pedona, nel Fermano, nelle Marche, cresciuto alla scuola di un colto gesuita vomitato dalla compagnia, e quindi ha cominciato a diventare eretico forse da lì, dottor Lupacchini. Ci arrivai per pregressa eresia, ma è un'altra storia. Ha dottoratosi a Bologna, poco più che ventenne, ha goduto di una certa fortuna nel foro, lei continua a descrivere se stesso così, tra Cortina d'Ampezzo e Belluno, dove ha messo su felicemente famiglia. È entrato poi in magistratura, ha navigato perigliosamente come un moderno pretor peregrinus, perigliosamente è un avverbio interessante, tra Roma, Venezia, Riesi, Sicilia, Bologna, di nuovo Roma, sino al fortunoso, anche questo è un aggettivo interessante, approdo a Catanzaro, e ancora più interessante il successivo aggettivo, al forzoso trasferimento a Torino. Avendo incrociato nella sua carriera eventi sanguinosi, lei scrive, personaggi ripugnanti, consorterie micidiali, stragi, sequestri di persona con soppressione dell'ostaggio, bombaroli neri, terroristi assassini rossi e neri, uomini d'onore sanguinari, banditi nati per uccidere e per morire ammazzati, sbirri e spioni senza scrupoli, pubblici funzionari corrotti o peggio dediti alla concussione, politicanti doppiogiochisti, statisti senza alcun senso dello Stato, faccendieri spregiudicati, tirapiedi in agguato per prendermi all'amo, lei scrive. Non si è fatto mancare niente o non le è mancato niente nella sua carriera? Non mi è mancato niente. Abet sua sidera lì, le persone, ognuno ha la sua stella, le sue stelle. Lei ha istruito il processo contro la banda della Magliana e molti ricorderanno il suo nome proprio per questo. Anche il cosiddetto processo Moroter si è occupato, fra l'altro, degli omicidi del pubblico ministero Mario Amato, del banchiere Roberto Calvi, del generale americano Lemon Hunt, del professor Massimo D'Antona, vittima delle BR, nuove BR, nonché della strage di Bologna, della strage brigatista di via Prati di Papa. Insomma, ha avuto modo di entrare anche in aspetti essenziali della nostra storia patria, diciamo così, e delle vicende che hanno caratterizzato la nostra storia. Concludo brevemente la sua presentazione con le sue stesse parole. Fin qui lei dice di aver resistito alle astuzie gaglioffe e ha anche dato le sue esperienze
prodotto, diciamo così, rassegnato le sue esperienze ad articoli, che evito di citare, sono numerosi, mentre mi piacerebbe citare alcuni suoi libri o saggi, dal libro sulla banda della Magliana, Alleanza tra mafiosi, terroristi, spioni, politici e prelati, edito da Coinè Nuove Edizioni, in diverse edizioni, al ritorno delle Brigate Rosse, e poi ancora 12 donne e un solo assassino, da Emanuela Orlandi a Simonetta Cesaroni, con Max Parisi, nel 2006, Impronte criminali e In pessimo stato, quando due poteri vivono sul controllo dello stesso territorio o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Infine, Paura e potere, un libro molto intrigante, mi sono ripromesso di leggerlo, dottor Lupachini, perché non l'ho ancora letto. Paura e potere, società di massa e monopolio della forza al tempo della crisi dello Stato-nazione. Qui lei, se non sbaglio, passa in rassegna anche il pensiero di fior di giuristi e politologi, verrebbe da dire, da Carl Schmitt a Kelsen e altri. Ha scritto anche un romanzo, Malagente, Cairo Editore 2009. L'ultimo libro ha a che fare con una vicenda che l'ha riguardata direttamente anche in seno al Consiglio Superiore della Magistratura, alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Per Città del Sole Edizioni, se non sbaglio nel 22, è uscito un libro dal titolo latino, De Injustitie Execratione, che riguarda la sua vicenda appunto disciplinare in relazione ad alcune affermazioni che lei aveva fatto circa un'indagine, una maxi indagine, Rinascita Scott, con 335 arresti, una cosa diciamo che fece rumore all'epoca, nel 19, condotta dal dottor Gratteri. Chiudo qui la mia presentazione biografica. L'ho voluta, diciamo, fare in maniera un po' dettagliata, dottor Lupachini, perché così almeno chi ci segue sa già quali sono stati i suoi campi di azione e di interesse, anche semplicemente elencando ciò di cui si è occupato e quello che ha scritto, no? Quindi lei è un testimone del nostro tempo, secondo me, straordinario, avendo fatto questo mestiere di magistrato, ma avendo anche potuto entrare attraverso di esso in alcune delle dinamiche essenziali della nostra vita politica, istituzionale, civile e anche economica. Profondo conoscitore anche dei fenomeni criminali, ma un'altra volta parleremo della sua esperienza. Lei è stato procuratore generale anche a Catanzaro in relazione ai fenomeni mafiosi, no? Perché credo che anche lì serva un approccio molto fuori dall'ordinario o dal cosiddetto mainstream per capire qualcosa di più e per capire anche cosa ci sta attorno. Però dopo questa lunga presentazione, non so se lei vuol dire già qualcosa, se qualcosa non quadra o se ha qualche precisazione da fare, anche sempre a beneficio di chi ci sta seguendo. Ho già parlato abbastanza di me stesso per Ecco. aggiungere altro. Magari capiterà l'occasione nella conversazione che seguirà Sì. di fare puntualizzazione o precisazione o chiarificazione. Allora, di ci chi è gettiamo stato. a questo punto allora nella più stretta attualità, perché due sono le questioni proprio di questi giorni. La prima è che è ritornata anche in virtù del calendario parlamentare in primo piano un tassello della cosiddetta riforma della giustizia, la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e requirenti, tra pubblici ministeri e giudici, per dirla in maniera un po' grossolana. Scadeva proprio ieri il termine per gli emendamenti, sono numerosi, si conta di arrivare prima di Natale a un voto in Parlamento. Ecco, le chiederò conto di che cosa le genera l'espressione, la locuzione riforma della giustizia. Però questi sono anche i giorni in cui si è molto discusso della questione dei migranti trattenuti in Albania, nel centro di trattenimento in Albania. Un numero esiguo di migrati, un provvedimento del governo che è stato poi criticato da mi sembra sei magistrati del Tribunale di Roma, che ha dato modo poi al governo di emanare un ulteriore decreto sui rimpatri dei migranti che il Capo dello Stato ha appena firmato, con la lista dei paesi sicuri dove rimpatriare i migranti, la possibilità di ricorrere alla Corte d'Appello contro le decisioni avverse a quelle del governo da parte del Tribunale. Questo è il punto essenziale, ma al di là dei tecnicismi, diciamo, ecco, che cosa ci suggerisce secondo lei questa vicenda che ha portato a quest'ultimo decreto governativo? Ma innanzitutto occorrerebbe, almeno secondo il mio modestissimo punto di vista, sgombrare il campo dal vaniloquio istituzionale e giornalistico, nonché
lato sensu politico, che è stato innescato ed è sfociato in veri e propri alterchi, è stato innescato da una vicenda che probabilmente si sarebbe potuta evitare se chi nei vari ruoli rivestiti avesse avuto quella competenza giuridica che consente di vedere il sistema o l'ordinamento giuridico come un grande insieme piuttosto che come una serie atomizzata di norme a sé stanti e asseritamente, ma in realtà non è così, autosufficienti a determinare i comportamenti dei soggetti istituzionali. Abbiamo sentito sproloqui su un contrasto più politico che giuridico tra il sistema giudiziario, che finirebbe per incarnarsi nei 3, 6 o quanti siano i giudici che hanno deciso, rigettando o non convalidando, per meglio dire, il fermo dei migranti arrivati in Albania, come una guerra tra toghe e politica, una messa in discussione delle scelte politiche da parte delle toghe, e contemporaneamente abbiamo sentito evocare lo spettro di un tentativo eversivo, per un verso da parte dei giudici, per l'altro verso da parte della politica, gelosi non tanto di quelli che sono i propri poteri, ma di quelle che ritengono siano le rispettive prerogative, con la conseguenza che in questa confusione che si è venuta a creare, talvolta, per usare le parole del professor Cassese, rispetto ad un'altra vicenda, ma che qui tornano perfettamente utili, che per certi versi inteneriscono, per altri versi inquietano, per altri versi ancora inorridiscono. Abbiamo visto mettere sul piatto delle rispettive bilance una serie di argomenti che poi alla fine pesati non pesano nulla. Si è pesato il vento, si è pesata l'aria che vola, ma in realtà il problema vero non è stato affrontato, o comunque non è stato affrontato così come avrebbe dovuto essere, costituendo di fatto la premessa a quanto è successo e al valore o disvalore che di quanto è successo viene predicato, vale a dire il sistema delle fonti nell'ordinamento. Non vorrei apparire più colto di quanto non sia, o non vorrei dare l'impressione di saperne di più di tanti altri che, per ragioni che spesso nulla hanno a che fare con la genesi del potere, ma che di fatto si incarnano nella genesi del potere stesso, ne sanno molto più di me. Però mi piace qui ricordare il vecchio, e mi scuserà Hans Kelsen se così lo qualifico, il vecchio Hans Kelsen, il quale disegnò la Stufenbau costituzionale, il diritto secondo una scala. La scala gerarchica vede al vertice la
Grundnorme, cioè la norma fondamentale che fino ad un certo punto della nostra storia ha coinciso con la Costituzione, Sì, e da questa scendono poi per i gradi le leggi, le sentenze e sostanzialmente gli atti di esecuzione. Ho parlato di leggi, di sentenze e di atti di esecuzione non a caso. Le leggi sono quelle che provengono dal Parlamento e che sono quelle a cui i giudici sono assoggettati. Ma questo assoggettamento del giudice è in funzione della produzione di un ulteriore grado del diritto, che è appunto il diritto giurisprudenziale, che è l'inveramento della norma generale ed astratta in quello che è il provvedimento del caso concreto. La norma, perché si dice è generale e astratta? Mi scuso se devo tornare sì, a ai questi che fondamenti. potrebbero sembrare i fondamenti, ma che molti non hanno chiari. Perché è generale ed astratta? Perché si tenta attraverso un testo che può essere preso in sé o preso nell'insieme dell'ordinamento, genera una pluralità di norme, che sono tantissime. Norme, perché se non fossero tantissime la legge non sarebbe generale. E le norme che genera la legge, l'ordinamento, sono fino a questo punto norme astratte, quindi generali, perché tante, ed astratte. Quante sono le norme? Sono tante quante il testo interpretato secondo certi criteri che nel nostro ordinamento sono dettati dall'articolo 12 delle leggi preliminari al codice civile, ma valgono per tutte quante le attività interpretative sia dei giudici sia della dottrina, le leggi che le norme, essendo tante, alla fine si porranno davanti al giudice che cercherà di inverarle, rapportandole al caso concreto in maniera tale che, per quanto si possa scremare, alla fine sono sicuramente più d'una, e all'interno di quest'una non ci sarà nessun criterio per scegliere che non il criterio politico. E perché cito Hans Kelsen? Perché Hans Kelsen non è un rappresentante della giurisprudenza degli interessi o di un giusnaturalismo che cerca di conciliare l'inconciliabile, ma è sostanzialmente il più importante, il più accreditato, il più affidabile dei formalisti, il quale scrive un testo fondamentale che è la Reinheitslehre, la dottrina generale del diritto, che è anche dottrina pura del diritto, nel senso che è scevra da qualsiasi considerazione politica, però alla fine, discernendo da caso a caso, cogliendo da fiore a fiore, giunge alla conclusione che quella ultima, cioè la scelta tra le varie norme legittimate dal testo, viene operata con un criterio squisitamente politico, perché a quel punto, dovendo scegliere tra A, B e C, non ci sarà la possibilità di discernere un motivo in più per A rispetto a B o rispetto a C, viceversa, che non sia una pulsione fondamentalmente politica del giudice. E se lo dice lui, evidentemente qualcosa di vero in questo c'è. Ovviamente il buon legislatore cosa fa? Cerca di formulare dei testi
che presi in sé e presi nel contesto dell'intero ordinamento lascino il minor spazio possibile alla decisione politica giudiziaria in chiave politica. Mm. È chiaro che se il testo è fatto male, se il testo è contraddittorio in sé, contraddittorio rispetto al contesto dell'ordinamento in cui si trova, e via continuando, gli spazi di intervento politico del giudice sono sempre, ancorché legittimi, sempre più ampi e conseguentemente il mea culpa deve essere generale a questo punto, perché se il giudice si permette determinati tipi di interpretazioni, ciò risulti legittimo sulla base di quella che è l'iter del procedimento sino alla sentenza definitiva, evidentemente ciò è reso possibile da una obiettiva mancanza da parte di chi ha formulato il testo di formulare un testo tale da consentire il minor spazio possibile all'attività interpretativa. Quindi tralasciamo la ricerca delle responsabilità e veniamo invece alla concretezza del caso che si è sottoposto ai giudici. Sì. La concretezza del caso risiede nel fatto che sulla base di una norma che oggi qualcuno reputa sciagurata, se non affermandolo esplicitamente, ma condannandone le conseguenze, ha posto l'ordinamento europeo al di sopra della Costituzione. Ecco, questo è il punto chiave di tutta la questione. Qualcuno ha evocato l'ordinamento tedesco e la Corte di Karlsruhe. Sì. Perché? Perché nell'ordinamento tedesco, prima dell'introiezione del trattato internazionale, della norma sovranazionale, c'è una valutazione preliminare della Corte Costituzionale tedesca sulla compatibilità tra gli impegni che lo Stato assume nel contesto della comunità, della collettività che produce il trattato e quindi sugli effetti che quel trattato può avere all'interno dell'ordinamento dello Stato che lo recepisce rispetto alla Costituzione. Richiamarla per l'Italia è inutile, anzi è fonte, secondo me, dovrebbe essere fonte di rammarico, cioè il fatto di aver lasciato carta bianca all'Europa e aver sovraordinato al nostro ordinamento interno l'ordinamento europeo. Poi, se sia stato giusto o sbagliata l'applicazione della norma europea nel contesto italiano, nel caso di specie, è tutto da vedere. C'è il ricorso alla Corte di Cassazione, quindi possiamo dire che quel provvedimento, sia esso un decreto, sia esso non certo una sentenza come è stato detto, un'ordinanza, non ha ancora i caratteri della definitività e meno li avrà in un futuro quando sarà addirittura quel provvedimento soggetto ad un secondo giudizio di merito prima di accedere per legittimità alla Corte Costituzionale. Però tant'è, male fecero coloro che eressero a rango di norma supercostituzionale addirittura la norma che nasce dall'applicazione del diritto comunitario europeo. Ogni altro discorso lascia il tempo che trova, se non il tempo al rammarico. Come tempo al rammarico lo lascia il Trattato di Dublino, come tempo al tempo lo lascia
il Trattato di Schengen e via dicendo. Cioè la ricezione dell'ordinamento sovranazionale nel nostro ordinamento avviene in maniera automatica, senza nessuna valutazione né preventiva né possibilità, stante la costituzionalizzazione, insomma, di non siamo la valutazione Germania. successiva. Non siamo la Germania, ma non siamo la Germania mentre avremmo potuto essere se chi generò l'articolo 117 della Costituzione nella formulazione. Ecco, tra l'altro mi permetta di citarlo, dottor Lupacchini, questo articolo 117, no? Perché di solito è l'articolo che si cita quando si parla del federalismo all'italiana. In realtà il comma 1, cioè l'inizio di questo articolo, prima di elencare le materie nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva e le famose materie di legislazione concorrente, che sono quelle su cui si basa il federalismo all'italiana, cioè le materie sulle quali le regioni possono chiedere la loro competenza, in realtà appunto l'articolo 117,1 e fu modificato nel lontano 2001 in questo senso, dice che la potestà legislativa, cioè il potere di fare le leggi, è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, che sembrerebbe un'ovvietà, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Tradotto, dottor Lupacchini? Obblighi internazionali e vincoli derivanti dall'ordinamento sovranazionale finiscono per assumere carattere di prevalenza sulla legge rispetto alla stessa Costituzione, il che, a mio avviso, essendo io un purista della Costituzione e fortunatamente non avendo avuto alcuna responsabilità, perché è soprattutto disdicevole che a lamentarsi chi queste responsabilità le ha avute perché era investito dei relativi poteri di generare un simile mostro, oggi si lamenta degli effetti che dall'applicazione di questo principio finiscono per derivarne negli stessi rapporti che la Costituzione con grande attenzione aveva temporibus illis regolare. Attenzione, questo vale non per la questione migranti, vale per tutto. Ma vale per tutto, vale per tutto. Cioè dobbiamo tener conto che il legislatore italiano ha le mani legate dalla Costituzione, ma prima ancora dagli obblighi nascenti dai trattati e dai vincoli derivanti dal diritto sovranazionale. Cioè, ecco, mi permetta, dottor Lupacchini, di leggere quello che era l'articolo 117, no? Così poi le lascio un breve commento rispetto a quello che è. Quello che è lo abbiamo visto prima, no? La premessa all'articolo 117 è questa qui, che la potestà legislativa è esercitata da Stato e Regioni non solo rispettando la Costituzione, ma i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, che diventano qualcosa di più cogente anche della Costituzione stessa, come lei ha osservato. La vecchia formulazione diceva semplicemente così, aveva un'espressione che è stata cancellata, e vediamo se la scopriamo insieme agli ascoltatori e alle ascoltatrici. La Regione emana per le materie seguenti, quelle poi elencate, norme di legge nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni. Seguiva, diciamo così, l'elenco della potestà legislativa delle regioni. Non abbiamo un riferimento né agli obblighi derivanti dai trattati né dai vincoli derivanti dal diritto. Ma c'è l'esplicita diciamo, citazione dell'interesse nazionale, che è una parolaccia ormai. E questa è un'omissione nel nuovo testo. Il nuovo testo, eliminando l'interesse nazionale come criterio informativo dell'attività legislativa subordinata ed eliminando e aggiungendo i vincoli e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, sotto questo profilo lega la mano al legislatore e degrada, possiamo dire
ad una sorta di interesse legittimo. Mi rendo conto che i puristi del linguaggio giuridico mi salteranno addosso e caveranno gli occhi, degradando ad una sorta di interesse legittimo l'interesse nazionale, che comunque patisce tutti i limiti ed i vincoli derivanti, è naturale, dalla Costituzione, ma soprattutto dal diritto internazionale, quasi un metterci sotto tutela dell'organismo sopraordinato. Beh, questo lo E vediamo anche per le leggi di bilancio, no? Per la gestione della politica Vabbè, economica. poi è avvenuto, lo stesso discorso si è fatto quando si è costituzionalizzata la norma sui limiti di bilancio. Chiaramente non possiamo delegare all'Europa quello che dovrebbe essere invece un nostro, avrebbe dovuto, perché ormai dobbiamo parlare al passato, avrebbe dovuto essere una nostra prerogativa, e poi lamentarci che quella prerogativa che non abbiamo più venga frustrata sulla base di qualcosa a cui ci si è vincolati. Ecco, ma come ne usciamo? Come ne usciamo? Perché altrimenti il decreto migranti di cui stiamo parlando, l'ultimo, quello dell'altro giorno, appena firmato dal Capo dello Decreto Stato, migranti, è un tentativo di limitare i spazio, danni. e qui torniamo al discorso dell'interpretazione. Mm. E sempre scusandomi per la confidenza che con lui mi prendo del vecchio Kelsen, il quale diceva che le norme contenute in un testo, non singolarmente preso, ma guardato nel complesso dell'ordinamento e interpretato alla luce di tutte le norme complessive dell'ordinamento stesso, dà luogo ad una pluralità di norme, la scelta delle quali da parte del giudice, alla fine, esauriti tutti i criteri di cui all'articolo 12 delle leggi preliminari alla legge in generale, finisce per essere una decisione politica. Quindi non abbiamo ancora risolto il problema. Il potersi, anzi il doversi, perché è un dovere a quel punto, richiamare agli obblighi e ai vincoli nascenti dalla normativa internazionale e dai trattati, finisce per lasciare uno spazio interpretativo anche sotto quel profilo al giudice, e da rendere legittime tutte quelle norme. Quindi diciamo che genera una potenziale... Ha un bel da dire il Presidente della Repubblica in un tentativo di conciliare quello che purtroppo è inconciliabile in materia di leale collaborazione tra i poteri. Nello Stato di diritto, la collaborazione tra i poteri non può essere spinta al punto che uno dei due poteri rinunci alle prerogative del potere stesso per non intralciare il potere dell'altro. Nel rapporto armonico tra i tre poteri, che ormai, e questo è un altro punto su cui vorrei intrattenermi poi un attimo, si sono ridotti di fatto a due, potrà esistere a questo punto, essendo venuta meno anche la mediazione di quel terzo potere, un rapporto che finirà comunque per essere alla fine un rapporto conflittuale. E mi spiego. Nella concezione originaria dello Stato di diritto, come fondato sulla separazione di poteri, i poteri erano tre: il potere legislativo, che fa le leggi, il potere esecutivo, che le pone in esecuzione, il potere giudiziario, che le applica al caso concreto nel tentativo di conciliare gli interessi in gioco tra l'individuo
e l'autorità. Questo è lo schema originario. Se eliminiamo il potere legislativo, perché ormai, anche grazie alla sciagurata riforma del sistema che ha portato ad una riduzione del numero dei parlamentari, quindi anche ad una difficoltà a svolgere quel poco di funzioni che gli sono rimaste al Parlamento, noi abbiamo un potere esecutivo che diventa potere legislativo di fatto, perché si decide a colpi di decreti legge sulla base della necessità e dell'urgenza, vera o presunta, perché poi questo è tutto da stabilire. È una magistratura che, essendo venuta meno la mediazione del Parlamento, finirà per essere portatrice di quelle stesse istanze che, attraverso il ricorso al decreto legge innanzitutto, ma anche alla votazione della fiducia come momento di semplificazione del processo legislativo, finirà sostanzialmente per essere l'arbitro di un conflitto. Sì. Cioè, mi rendo conto che il discorso è difficile e non alla portata di altercanti vaniloquenti, ma purtroppo questa è la situazione, ed è una situazione non che intenerisce, non che ne inquieta, non che inorridisce soltanto, ma che sostanzialmente ci mette come giuristi degni di questo nome nelle condizioni di far harakiri, perché sostanzialmente ci vengono a mancare tutti quelli che sono i riferimenti. A questo punto dobbiamo inventarceli. Ma come se li può inventare il giurista? In nessun modo, perché a quel punto diventerà solo un conflitto in cui prevarrà il rapporto di forza, e dipende da chi ha più forza in quel momento imporre la propria legge ed un tornare all'homo homini lupus plautiano recuperato da Hobbes. Diciamo che questa evoluzione, se mi permette, dottor Lupachini, questa evoluzione va in una direzione contraria alla democrazia, va infatti, in una direzione dei rapporti di forza puramente. La democrazia, come già rilevava il buon Aristotele qualche anno fa, è una forma degenerata di esercizio del potere, perché vi sono materie che non possono essere democratiche per loro natura. Per esempio, non si può avere una scienza democratica. La scienza è quella, e tu o l'accetti o non l'accetti, dipenderà dalla forza con cui riusciamo ad imporla, per cui potremmo mettere Galileo nelle condizioni di dover abiurare per non finire arrosto come Giordano Bruno, ma tutto sommato non potrà l'abiura di Galileo, per quanto il rapporto di forza fosse squilibrato nei suoi confronti, nei confronti dell'abiurante, eliminare il portato della propria conclusione su un piano scientifico. Quindi ci sono delle materie che non possono essere democratiche per loro natura, cioè decise a maggioranza. Ma poi c'è tutto il sistema messo in evidenza da Aristotele in filosofia e da Aristofane nelle sue opere teatrali, del condizionamento per l'effetto di quelli che il buon Aristotele chiamava sicofanti, o che erano chiamati sicofanti nel sistema dei rapporti nell'aeropago, ma che di fatto oggi rappresentano gli influencer. Gli influencer non sanno nulla di nulla, ma bensì parlano di tutto e tirano dalla loro parte masse enormi
di decerebrati, i quali poi esprimeranno vivaddio il loro voto. Questa è la tragedia, e la metteva in evidenza qualche anno fa Aristotele. Oggi cerchiamo di riproporre, abbiamo cercato di nobilitare questo sistema, abbiamo cercato di inventarci Tocqueville, i teorici del Rechtsstaat, dello Stato di diritto, eccetera, un sistema che in qualche modo possa eliminare le frizioni, gli scompensi, gli sbilanciamenti del sistema democratico. Ma se poi li facciamo cadere, questo check and balance lo mettiamo in crisi, lo facciamo esplodere o implodere, alla fine ci ritroveremo una democrazia che è un mostro onnivoro che divora tutto quanto quello che si può rapportare ad un sì o ad un no, con una maggioranza o una minoranza, senza pesare il voto, ma contando il voto uno vale uno. Ecco, mi incuriosisce una cosa, se i 3 poteri diventano 2, come lei diceva prima, e quindi da una parte il governo, potere No, ma non è esecutivo. che lo dico io, basta osservare quello Sì, che accade. se seguiamo questo filone di ragionamento, che in effetti diciamo è sotto gli occhi di tutti, no? Le norme, quelle fondamentali, non le fa più il Parlamento, perché il Parlamento non è più legittimato a farle sostanzialmente, deve sostanzialmente sarebbe recepirle. anche legittimato, ma come disse, in una visione apocalittica, cioè di rivelazione, non una visione tragica o infernale, Berlusconi, basta ridurre il Parlamento ai 3, 4, 5, 6 Capigruppo. capigruppo, perché poi alla fine la funzione del Parlamento diventa una funzione ancillare, semplicemente non di promozione della legge o di formazione della legge, ma di ratifica di quanto deciso in altra sede da un altro potere che ha fagocitato i poteri stessi del Parlamento, sostituendosi ad esso, ma ci troviamo in una situazione assolutamente ingovernabile secondo i criteri informatori di quella che si era tentato di costruire come democrazia. Ecco, in quest'ottica allora mi vengono 3 domande da farle, dottor Lupacchini. La prima, siccome la funzione legislativa deve tener conto, e lo dice la nostra stessa Costituzione, come abbiamo detto prima, dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali, quindi è una funzione legislativa fortemente limitata. In più c'è il discorso dei capigruppo che facevano Berlusconi, il Parlamento ridotto era non a un bivacco bivacco, naturalmente, quello di Berlusconi, che però di fotografava coglieva un nodo in maniera paradossale per l'appunto uno dei grossi problemi della democrazia attuale, attuale come attualmente governata. Se quello è il quadro e se i poteri si riducono a 2, mi viene da chiederle, un giudice, un magistrato come è stato lei, come vede questa evoluzione? E non è, seconda domanda, non è naturalmente fisiologico che questo scontro politica-magistratura non finisca mai a questo punto? Perché da una parte c'è l'esigenza di governare, quindi tener conto del favore popolare. Dall'altra parte... Se manca. E c'è chi lo teorizza apertamente, mi aggiungo solo questo, perché proprio oggi ho letto sulla stampa un articolo di Edmondo Bruti Liberati, già il capo della Procura di Milano, il quale teorizza, diciamo addirittura la liceità, non solo la liceità, ma il diritto-dovere del magistrato di fare quello che non fa più il Parlamento, cioè di disturbare il manovratore sulle leggi che sono state approvate a maggioranza o addirittura dall'intero Parlamento. Per quanto possa essere lontano dal modo di pensare del dottor Bruti Liberati, quindi non per aderire alle sue tesi in maniera acritica e passiva, ma semplicemente prendendo atto di quanto lui dice, lui sostanzialmente arriva al passaggio conclusivo di tutto il ragionamento che ho cercato io di fare, ma su posizioni
ideologiche assolutamente non condivise da lui per quanto riguarda me e da me per quanto riguarda lui, ma comunque sulla base di quello che cade sotto gli occhi di tutti. Se viene a mancare il momento di conciliazione degli interessi delle minoranze, perché anche di quelli bisogna tener conto in una legge, nella formulazione di una legge che voglia essere generale ed astratta e non finalizzata ad interessi contingenti e mutevoli a seconda del mutare delle minoranze e del passaggio di mano. Basta vedere quello che è successo negli ultimi 10 anni nel passaggio da una legislazione ad un'altra, da una maggioranza ad un'altra, e la sorte che hanno avuto le leggi fatte da una certa maggioranza rispetto a quelle introdotte da altra maggioranza, o peggio ancora all'eterogenesi dei fini nell'esercizio, nell'applicazione in concreto, in sede esecutiva ed in sede giudiziaria, del rapporto, del motivo per cui una legge era stata fatta. Cioè si fa una legge per raggiungere un certo risultato, cambia la maggioranza e attraverso quel sistema si giunge magari ad ottenere l'opposto di quanto chi fece la legge si proponeva, anche perché questa è una cosa che va aggiunta al testo licenziato da un'assemblea parlamentare o ratificato da un'assemblea parlamentare. Quel testo esce fuori dalla disponibilità di chi l'ha formulato, l'ha proposto e lo ha approvato, per entrare nella disponibilità di altri che magari sono lontani 1000 miglia dai facitori di quella legge, con conseguenze ovviamente opposte rispetto a quelle che si intendeva perseguire attraverso la legge stessa. Quindi, messo in questi termini, quando viene a mancare, dicevo, l'attività di mediazione tra gli interessi del Parlamento, si giunge a delle conclusioni che poi sono assolutamente imponderabili, imprevedibili e che vedono il contrapporsi su fronti opposti del governo, che cerca di tirare l'applicazione alla sua parte, e della magistratura, che finisce paradossalmente non per essere un organo terzo, ma per essere un organo che entra in partita facendosi carico di interessi che dovevano essere presi in considerazione dal legislatore e che il legislatore non ha preso in considerazione perché sono stati fatti a puri fini di governo. Mi rendo conto che è un discorso difficile e che io non sono adeguato a fornire la spiegazione, ma in realtà è quello che si verifica. Ecco, ma in questo quadro, dottor Lupacchini, di decreti migranti se ne potrebbero fare 50 di fila. Ma allora noi possiamo fare anche 100, 1000 decreti migranti e si troverà sempre una norma legittimata dal testo tra le 100.000 che il testo legittima o che i facitori della legge vogliono evitare, che possa avere i caratteri della congruità rispetto al testo stesso. E tra queste 1000 norme a cui il testo dà vita, ce ne sarà una sola alla fine che prevarrà, ed è quella che riterrà il giudice in quel momento. Quindi non lamentiamoci di questa conseguenza, che è semplicemente una conseguenza, ma cerchiamo di porre rimedio alle premesse. Quando la Russa dice sì. bisogna modificare la Costituzione non so cosa intenda e quale modifica voglia porre in atto. Se una modifica c'è da fare, poiché è impossibile
ritornare allo status quo ante, o poiché non si vuole ritornare allo status quo ante quando i poteri erano 3, ciascuno con funzioni ben precise e perseguenti finalità ben precise e preordinate, ma se arrivati a questa sorta di mélanger tra le varie funzioni, di tal che non si sa più chi fa cosa e per cosa, a questo punto l'unica cosa che potrebbe essere fatta è sancire i poteri sono 2 e il governo prevale, la volontà del governo prevale su qualsiasi altra volontà interna o esterna, momentanea o contingente o temporanea. Ma questo è possibile? Beh, del resto mi perdoni, questo è un po' lo schema che però vale a livello di Unione Europea, perché noi sappiamo che la produzione legislativa europea è una produzione frutto di accordi intergovernativi. Il Parlamento ha scarsissimo potere legislativo in Europa. Questo modello noi lo stiamo trasferendo, questo questi modello su rapporti base nazionale. intergovernativi, quindi contingenti, in quel momento in cui Cioè, quel governo, certo, sì. certo. E noi la mettiamo addirittura a cardine della gerarchia delle fonti, cioè a vertice Appunto. della gerarchia. Mi scusi, io non voglio darmi l'aria di chi capisce qualcosa più di qualcun altro, perché gli altri capiscono certo molto più di me e hanno molto più credito di me di fronte al popolo, ecco, quest'altra entità che non si sa, di fronte al popolo. Ma mi sembra che un minimo di logica ci porti a dire che sostanzialmente ci si è legati le mani e anche i piedi, non la lingua, perché quella continua ancora a parlare scissa dal cervello, rispetto a quella che è la realtà. Se il quadro è questo qui, come cadono i propositi di riforma della giustizia? Tra l'altro, ne dico una cosa curiosa, nel disegno di legge sulla separazione delle carriere tra PM e giudici, per farla corta, ha fatto capolino una proposta che ha a che fare proprio con quello di cui stiamo discutendo noi. Cioè un deputato, non dirò chi, non lasciamo perdere, ha proposto di ripristinare la prevalenza della Costituzione italiana sul diritto internazionale e sulle norme europee all'interno della separazione delle carriere. Io non so cosa c'entri l'uno con l'altro cosa aspetto. c'entrino la separazione delle carriere però, con la modifica certo. della Costituzione. Secondo me, è un'ipotesi tutta da verificare, perché poi bisogna studiare, non è che si possa parlare a vanvera. Ma se noi conserviamo un potere costituzionale e la Costituzione con certe procedure è modificabile, dovremmo riportare al giusto rango che aveva, cioè quello dell'articolo 10 della Costituzione, i trattati internazionali. Cioè, se non vogliamo legarci alle decisioni prese a maggioranza o all'unanimità o democraticamente, diciamo come diavolo vogliamo, da governi rispetto a parlamenti, riportiamo i trattati internazionali e il diritto internazionale al rango, nell'ambito della gerarchia delle fonti, che gli assegnava la Costituzione, perché c'è ancora l'articolo 10 della Costituzione. Quindi si tratterebbe solo di abrogare il primo comma dell'articolo 117, che non è un comma didascalico, didattico, perché la Costituzione non fa scuola. La Costituzione detta dei principi ai quali ci si deve uniformare. Ora, quella contenuta nell'articolo 1 non è una norma che costituisca un insegnamento da seguire, non seguire, poi vedremo e saremo tutti contenti. No, quello è un principio. Per eliminare quel principio, poiché non rientra sicuramente in quelli degli articoli da 1 a 12 della Costituzione,
e dai rapporti gerarchici interni agli stessi, può essere modificata con la procedura dell'articolo 139. E allora perché nessuno si sogna di proporre? Dottor Lupacchini, torno a fare le due domande che sono diretta conseguenza del ragionamento che lei ha svolto finora. La prima, se i poteri da 3 diventano 2. Avete ascoltato Auto da Fè. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica